con noi in chiesa. Buonasera a chi ci sta seguendo da casa. Vi chiedo a qui presenti di alzarsi in piedi così possiamo lodare il nostro Signore con gioia, sapendo che oggi è un giorno felice dove possiamo lodarlo con amore, sapendo che Lui è qua con noi. Amen? Amen. Cantiamo. Tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore, e siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tomba suonerà, di gloria splenderà, Lui innalzerà, insieme giubilerà, sul monte San Gesù ritornerà. Come tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi ed ancora gridiamo, venite, ritorna il Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, Lui innalzerà, insieme giubiliamo, sul monte San Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, Lui innalzerà, insieme giubiliamo, sul monte San Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, Lui innalzerà, insieme giubiliamo, sul monte San Gesù ritornerà. Amen. E cantiamo la prossima canzone affermando quello che abbiamo appena cantato. E molte volte questa canzone magari mi fa riflettere sul fatto se siamo effettivamente quel popolo che sta ancora gridando che Gesù ritornerà, se siamo quel popolo che invoglia altre persone a conoscere Dio, che invoglia altre persone a sentire la sua lode, a sentire la pienezza in spirito che noi abbiamo, se siamo quel popolo che dimostra che Gesù vive in noi. E cantiamo la prossima canzone sapendo che il Signore ha potenti cose da fare in mezzo a noi, attraverso di noi, là fuori, e che abbiamo un potere sovrannaturale grazie a Lui, abbiamo un potere davvero molto al di là di quello che possiamo immaginare, un potere di trasformare, che Lui ci dà per trasformare vite, perché tutto viene da Lui, no? E quindi
Lui attraverso di noi vuole fare queste grandi opere. Cantiamo la prossima canzone. Non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Ho posto la mia fede in te, sono più forte se sei con me. In te io ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Credo in te, Gesù, io credo in te, Gesù. Con il tuo amore riempici, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i miei giorni, Signore. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Credo in te, Gesù, credo in te, Gesù, non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Amen. Signore, ti ringrazio, Padre, perché in te possiamo trovare la forza per ogni nostro giorno di vita, perché in te possiamo trovare speranza, perché in te possiamo trovare amore, Padre. Ti ringrazio perché tu sei onnipotente, Signore, perché tu puoi fare ogni cosa, Padre. Ti ringrazio perché ci ami nonostante tutto, Signore. Ti ringrazio per questo, Padre. Ti chiedo che questa sera tu possa dimostrare il tuo potere, Signore, che tu possa dimostrare la tua presenza, Signore, perché sappiamo che tu sei qui e sappiamo che tu sei potente, Signore. Quindi, Padre, dimostra la tua potenza qui. Se c'è qualcuno che ha bisogno di essere curato, Padre, che possa essere curato. Se c'è qualcuno che ha bisogno di sentire la tua presenza, che possa sentirla. Se c'è qualcuno che ha bisogno che ha tanto tempo che aspetta una risposta da te, Padre, che possa riceverla, Signore.
guarda nei cuori di ogni ragazzo, di ogni ragazza questa sera, e davvero, Padre, ti chiedo che tu possa guardare veramente nel profondo di ognuno di noi e toccare quei nervi che non vorremmo che venissero toccati, toccare quelle cose, quei tasti dolenti, Signore, che abbiamo bisogno di sistemare in noi, Padre. Che la tua potenza possa manifestarsi qui, Signore, che possa fare grandi cambiamenti nelle nostre vite, Signore, e che possiamo uscire dalla porta della Chiesa come persone totalmente rinnovate, totalmente diverse, Signore. Amen. Tu mi conosci, Signor mio Dio, anche quando sbaglio, so che mi ami. La tua presenza mi avvolge in ogni istante. So che mi ami, so che mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me. No, non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù. Nessuno ci separerà. Tu mi hai mostrato qual è la via. Consegna tutto a Dio questa sera e che nel tuo cuore possa esserci la certezza che Lui ti ama in ogni singolo tuo aspetto. È morto per te, ha versato il suo sangue per te. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me. No, non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù. Nessuno ci separerà. Sei morto per me, risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Alza la tua voce, Signore, canta, lodalo dal profondo del tuo cuore. Risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Quando la terra scomparirà, vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me. No, non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù. Nessuno ci separerà.
più, sei nella gloria di lassù, nessuno ci separerà. Quando la terra scomparirà, vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami. Signore, grazie Padre, perché ci ami, Signore. E Signore, sinceramente non vedo l'ora di poterti incontrare, Signore, non vedo l'ora di poterti abbracciare, Padre, non vedo l'ora di poter sentire da te che mi ami, Signore. Perché, Signore, il tuo amore è qualcosa di inspiegabile, è qualcosa che noi desideriamo nel profondo, Signore. Molte volte mettiamo altre cose, diamo priorità ad altre cose rispetto a te, Signore, diamo priorità e cerchiamo di riempire i buchi che abbiamo con il telefono, guardando video, guardando TikTok semplicemente, guardando tantissime altre cose. Ma la verità è che abbiamo bisogno di passare più tempo con te, Signore, abbiamo bisogno di adorarti di più e adorarti veramente di più, Signore, in modo sincero, in modo profondo. Non so cosa stia impedendo che noi possiamo adorare di più, Signore, con ogni aspetto della nostra vita, ma ti chiedo, Padre, che tu possa toglierlo, Signore, perché hai già confermato attraverso molti di noi, dicendo che hai grandi opere da fare attraverso questa generazione, che questa generazione porterà il tuo nome, Signore, là fuori, a tutte le persone ferite, a tutte le persone che hanno bisogno di curarsi nel profondo, Signore. E tu vuoi fare grandi cose. È questa generazione che tu hai scelto, Padre. Hai scelto ognuno di noi per poter portare il tuo nome, Signore. E ti chiedo che possiamo capire in profondità cosa significa portare il tuo nome, capire in profondità quali cambiamenti radicali dobbiamo fare nella nostra vita per poter portare a più persone il tuo nome, Signore. Cambiaci, Signore, dal profondo, rinnovaci, rendici persone nuove, Signore, perché abbiamo bisogno di questo cambiamento. Molti di noi non riescono più a vivere con se stessi, molti di noi non riescono più a sopportarsi e abbiamo bisogno di cambiare, Signore, abbiamo bisogno di ricevere il tuo amore, di capire che non è un insieme di regole, ma la Bibbia parla del tuo amore verso di noi, Signore, il tuo amore incondizionale verso di noi, Signore. Cambia le nostre vite, Signore, rinnovaci, che possiamo continuare ad adorarti questa sera dal profondo del nostro cuore, che possiamo continuare ad adorarti, Signore, in modo sincero, in modo vero, perché questo è un momento prezioso, Signore, perché noi possiamo adorare nella nostra stanza, noi possiamo lodarti da soli nella nostra stanza, alzando la nostra voce a te, Signore, ma qua possiamo farlo in comunione, possiamo farlo con i nostri fratelli. Molte volte abbiamo vergogna di di dimostrare i nostri sentimenti, perché ci sono persone attorno a noi, Signore. Ma dobbiamo togliere questa cosa, Signore, perché questo è un momento prezioso e adorare insieme ai nostri fratelli è tutt'altra storia, Padre. Adorare come una sola chiesa, sentire un solo coro, una sola voce che canta a te. Signore, ti chiedo che possiamo adorarti in sincerità, Signore. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi
quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge, ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Cantiamo da capo. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui, l'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge, ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge, ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, vieni su noi, Santo Spirito, con la
Spirito di Dio è qui, miracoli avvengono. Solo la Chiesa? Quando lo Spirito di Dio è qui, ed evidente intorno. Quando lo Spirito di Padre, noi abbiamo appena cantato che quando il tuo Spirito è qui, Padre, i miracoli avvengono. Quando il tuo Spirito è qui, Padre, noi sappiamo e vediamo che i cuori vengono lavati, Padre. Quando il tuo Spirito è qui, noi vediamo e sappiamo che le vite vengono cambiate, Padre. Che questa sera il tuo Spirito possa essere manifesto in Padre, in qualsiasi persona, Padre, che ha bisogno di una tua risposta, Signore. Qualsiasi persona che ha bisogno di un tuo tocco, Padre. Qualsiasi persona che ha bisogno di parlare con te, Padre, che tu possa manifestarti e parlare a queste persone, Padre, che hanno bisogno di parlare con te, di avvicinarsi, di riavvicinarsi, Padre, a te. Io ti prego, Padre, che tu venga questa sera, che tu anzi ti faccia sentire ancora di più, Padre. Ti prego, rivela la tua volontà tramite il tuo Spirito Santo ai nostri cuori, Padre. Ti prego di calmare i nostri cuori, di darci pace, ma la pace che solo tu puoi darci, Padre, non la pace mondana, non la pace che viene da sicurezze mondane, Padre, ma la tua sicurezza, Padre, la tua pace, che è quella che viene data e non dobbiamo toglierla, Padre, quella che viene, rimane, Padre, nel nome di Cristo Gesù, quella pace che salva e appaga i cuori, Padre. Prego che i nostri cuori possano essere pronti a ricevere la tua parola, Padre, che noi possiamo stare molto attenti, Padre, che noi possiamo aprire le nostre orecchie, Padre, aprire il nostro cuore, che tu possa entrare, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen. Gloria a Dio. Beh, non penso che non abbiamo sentito la presenza di Dio, lo Spirito Santo, non penso che lo Spirito Santo non lo possiamo sentire qua questa sera, vero? Dopo di quello che abbiamo cantato, dopo di quello che abbiamo lodato a Dio, penso che tutti noi siamo preparati per ricevere la parola, soprattutto per quello che Dio vuole parlare con noi stasera. E prego a Dio che io possa veramente essere usato qua oggi per parlarvi al cuore vostro, esattamente di quello che Dio sta parlando al mio cuore in quest'ultimo mese e soprattutto in questi ultimi giorni. Beh, seguendo la nostra serie di messaggi, parleremo oggi del capitolo 16 del libro che parla proprio delle cadute colossali. Questo è il tema del libro, ok? Beh, vorrei fare proprio un riassunto di quello che abbiamo visto nel capitolo precedente, parlando proprio del peccato di Davide, no? Il peccato di Davide, quello che lui era a casa sua, non è andato alla guerra, è rimasto a casa, nella stagione delle guerre è rimasto a casa e quindi ha cercato proprio di camminare nel giorno in cui era il suo giorno libero a casa, no? Ha camminato sulla terrazza, dopo ha visto la Batsheba che là si faceva il bagno e poi ha deciso quindi di mandare a prenderla. Si unì a lei,
lei è rimasta incinta e lui ha deciso quindi di sistemare la situazione. Vi ricordate, no? Di quello che abbiamo studiato. Però la maniera in cui ha cercato di sistemare quella situazione è stata un po', diciamo, sbagliata, no? Di quello che capiamo un po' della Bibbia, abbiamo visto che era un po' sbagliata. La maniera in cui ha cercato proprio di sistemare la situazione, credo io, che il suo primo pensiero è stato quello, sappiamo che in questo periodo non c'è il test genetico, quindi faccio Uria andare a casa, lo chiamo dalla guerra, dove sta guerreando per noi, e lo faccio portare a casa, lo faccio andare a casa, e quindi sicuramente lui si unirà a Batsheba e quindi il figlio sarà di lui, no? Lui penserà che il figlio sarà suo, perché si è unito a lei. Però la cosa interessante è che quando Uria è tornato a casa, cosa ha detto a Davide? Come posso io andare a casa sapendo che la mia nazione è in guerra in questo momento? Secondo me questa era la risposta che Dio aspettava dalla parte di Davide, è venuta proprio dalla parte di Uria. Come posso io andare a casa mia, unirmi alla mia moglie, sapendo che tutta la nazione di Israele è accampata in mezzo alla campagna, e in questo momento come posso andare a casa con la testa tranquilla, con la coscienza pulita? E quindi Davide ha cercato di un'altra soluzione. Lo faccio ubriacare, lo invito a venire al palazzo e dopo scendi a casa sua. Ed è praticamente successo niente. Uria si è ubriacato, è rimasto proprio nella porta del palazzo e non è sceso a casa. Quindi cosa ha fatto Davide? Adesso quindi sistema di un'altra maniera. Mando Uria al campo di battaglia, proprio nel fronte dove la guerra si infuriava di più, e vediamo cosa succede. Ha scritto una lettera, gli ha mandato questa lettera, e cioè la cosa più interessante è che ha mandato attraverso il proprio Uria. Secondo me per il semplice motivo che ha visto la fedeltà di Uria, no? Sapeva che non l'avrebbe nemmeno aperta e nemmeno letta. Quindi è come se Uria stesse portando, non come, ma proprio stava portando la sua condanna di morte nelle proprie mani. E pensate voi, immaginate se oggi stette portando la vostra condanna di morte in mano. Era quello che è successo a Uria. Uria quindi è morto nel campo di battaglia, come possiamo leggere nel capitolo 11 di Seconda Samuele, e la cosa più interessante è che il capitolo inizia con un piacere di Davide, no? Quello che gli è piaciuto agli occhi, e finisce proprio nel versetto 27 del capitolo con una cosa che dispiacque il Signore. Quindi può darsi che quello che piace a noi non piace al Signore. È questo che possiamo capire, no? L'inizio e la fine del capitolo. E un'altra cosa interessante è che Davide ha cercato di anteporre i suoi desideri di fronte a quello che era interessante alla gente, al popolo, no? Perché ha mandato tutti quei guerrieri davanti a un fronte di battaglia dove si infuriava di più, ha perso tanti soldati, giusto per sistemare, per nascondere un peccato suo. E questo mi fa pensare tantissimo che tante volte nella nostra vita noi può darsi che possiamo cascare in queste cose anche, no? Di mettere i nostri interessi, i nostri desideri davanti a quello che Dio vuole per la nostra vita. E continuando col capitolo, dell'inizio del capitolo 12, Dio quindi manda Nathan da Davide proprio per rimproverarlo. E il capitolo inizia proprio con questa situazione, no? Nathan inizia a raccontargli una storia, e questa storia è molto interessante, no? Nathan inizia così: Davide, c'era un uomo ricco e un uomo povero. L'uomo povero aveva soltanto una agnellina, l'uomo ricco invece aveva delle pecore, delle buoi, aveva tutte queste cose. E un certo giorno è arrivato a casa sua, a casa di questo ricco, una persona molto importante. E cosa ha deciso di fare? Ha deciso quindi di fare una grigliata, no? Io penso che tutti i brasiliani avrebbero fatto anche loro una grigliata, perché tutto finisce in grigliata. Qua in Italia io so che finisce in pizza, ma in Brasile finisce in grigliata. Probabilmente lui era brasiliano.
non scherzo. Ma comunque sì, ha deciso quindi di prendere quell'agnellina e fare una grigliata. Andiamo a celebrare, però non ha preso del suo grandissimo bestiame, ha preso proprio quella del povero che ne aveva soltanto una. E nel momento in cui Nathan stava raccontando questa piccola storia a Davide, Davide si infuriò, si adirò subito e ha detto così: no, ma questa persona non può fare una cosa del genere, merita la morte e sono sicuro che dovrà pagare 4 volte di più. E Davide ha dato la sua propria condanna, perché Nathan stava parlando del proprio Davide, no? Ed è proprio questa risposta che Nathan ha detto: tu sei quell'uomo, così dice il Signore, Dio di Israele. E qua vorrei soffermarmi e vorrei lavorare su questi versetti qua. Il versetto 8 è una cosa molto interessante, perché questa è la risposta, no, di Nathan a Davide, che dice proprio così. L'8, leggiamo insieme: io ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Quando parla del Signore stava parlando di Saul, no? Ed è interessante questo versetto, perché stavo pensando questi giorni a casa e mi è venuta in mente una situazione, no? Chi è brasiliano qua, oppure anche qua in Italia, cioè chi abita un po' in campagna, sapete che la gente a volte ha dell'orto, no, in fondo a casa, oppure anche dell'allevamento di pollo. In Brasile capita spesso una situazione, parecchio spesso, che nel giorno successivo, quando la gente si sveglia, o se ne trova senza un pollo, o se ne trova senza niente dentro l'orto, e queste persone vengono proprio chiamati ladri di polli, no? E la persona magari si sveglia e vedi proprio che manca qualcosa e decidi proprio di controllare per vedere cosa stava succedendo. Magari in testa sua gli viene subito che può darsi che sia magari un lupo o un giaguaro, che è normale, no? E in quel momento, quando va a controllare, fa un controllo più profondo, vedi che quel pollo e quello lupo indossa proprio 45. Non ha 4 zampe, ma ha 2 piedi. E quello là gli scatta su. Aspetta, ma questo non è un giaguaro, neanche un lupo. E cosa fa? Si nasconde o in garage o dentro in cucina, spegne la luce e va a controllare il giorno seguente per vedere cosa sta succedendo. È incredibile che quando arriva sto lupo, sto giaguaro a casa sua, percepisci che magari o era il suo vicino di casa oppure il suo migliore amico. E la risposta è sempre quale? Ma se tu me l'avresti chiesto, te l'avrei dato volentieri. Questa è praticamente la situazione che secondo me è successa qua con Davide, no? Davide, piuttosto di parlare con Dio, di pregare a Dio, ha deciso di fare le cose secondo pensava lui. E Dio gli stava dicendo: io vi avrei giunto anche dell'altro. Quindi bastava che Davide avesse fatto una domanda a Dio e non l'ha fatta. E forse è come noi. A volte noi non abbiamo questa libertà con Dio di fare delle domande, di fare una predica così o di pregare così, e noi caschiamo in queste cose. Il secondo punto che vorrei trattare è dal versetto 9 al versetto 12, che parla proprio delle conseguenze del peccato di Davide, no? Beh, è inutile pensare, ragazzi, che quando caschiamo, quando abbiamo una caduta colossale, non abbiamo delle conseguenze nelle nostre vite. È inutile pensare così, perché Dio, come vi ho detto la scorsa volta, Dio è fedele alla sua parola. Dio non è fedele a noi, Dio è fedele alla sua parola. Nonostante Davide fosse l'uomo secondo cuore di Dio, fosse il servo, il re più apprezzato in tutta Israele, Dio doveva essere fedele alla sua parola. E anche Davide ha subito delle conseguenze. Se noi leggiamo il versetto dal 9 al 12, vediamo che Nathan, quando ha riferito quelle parole a Davide, ha detto proprio così, che la spada non si allontanerà mai dalla tua casa.
E se continuiamo a leggere il libro di Seconda Samuele, vedremo che Davide ha vissuto parecchi problemi familiari, no? Perché il peccato era instaurato dentro della sua casa. Ha vissuto parecchi problemi, sia col suo figlio Absalom, ha vissuto dei problemi, perché ha avuto una conseguenza nella sua vita. E quindi è inutile pensare che quando caschiamo in un problema non avremo delle conseguenze. Anche Davide l'ha avute. Quindi vado un po' più avanti. Se noi leggiamo Galati 6:7, dice che tutto quello che seminiamo, anche quello mieteremo. Quindi vuol dire che è inutile pensare che noi possiamo ingannare Dio. Perché se noi magari mietiamo, se noi nel caso seminiamo, no, carote, è impossibile mietare uve. Quindi se noi caschiamo così come Davide ha cascato, sicuramente noi avremo delle conseguenze nella nostra vita. E dal versetto 9 al versetto 12 possiamo capire questa cosa. Dio è un Dio giusto. Ribadisco, non ha nessuna responsabilità con il suo servo, con il suo amico. Lui ha responsabilità con la sua parola. Logicamente, se il servo compie la sua parola, Dio sarà fedele alla sua parola. Di conseguenza il suo servo sarà benedetto. Il versetto 13 quindi arriva il momento, secondo me, in cui Davide riconosce il suo peccato. E sono sempre questi momenti che sono i momenti più, secondo me, importanti, no? Davide quindi dice, ho peccato contro il Signore. Interessante che Davide ha detto, non ho peccato contro Batsheba, non ho peccato contro Uria, ho peccato contro il Signore. La stessa cosa che Giuseppe ha risposto, no? Quando quella donna è venuta a voler unirsi a lui, cosa ha detto? Non posso peccare contro il mio Signore. Non stava dicendo che non poteva peccare contro il suo Signore là della casa di Potifar. No, ha detto contro il Signore. Però ci hanno voluto, ragazzi, 1 anno e mezzo affinché Davide riconoscesse che ha veramente sbagliato. E secondo me lui sapeva che aveva sbagliato. Se lui era l'uomo secondo il cuore di Dio, sapeva che aveva sbagliato. Ma perché Davide quindi non ha riconosciuto prima il suo peccato? Secondo me ci sono delle cose qua che possiamo, pensare un attimo. Perché quando lui si è preso all'improvviso così, pensava che magari il suo peccato non avrebbe la conseguenza di quello che abbiamo visto prima. Ma quando Nata inizia proprio a riferire quelle parole a lui, inizia proprio a come diciamo in Brasile, no? Quando tanti anni fa, quando tu andavi ai telefoni pubblici, tu dovevi mettere una specie di gettone, no? Dentro il telefono. E quindi nel momento in cui cascava quel gettone, la chiamata si completava. È proprio quella situazione, no? Quando Nathan inizia a parlare con lui è come se quel gettone fosse veramente caduto e noi diciamo il gettone è caduto. E quindi è come se il conoscimento, la certezza che aveva peccato è venuta in sé. E Dio parla esattamente così e lui riconosce il suo peccato. Però la cosa interessante, ribadisco un'altra volta, Dio ha perdonato Davide, ma le conseguenze sono rimaste. Ha detto, io ti perdono, però il tuo figlio morirai. Il tuo figlio morirai. Quindi un'altra volta vediamo che questa situazione è stata una situazione in cui Davide ha sbagliato, ha avuto una caduta colossale perché ha peccato. Quindi io questa settimana, preparando questa parola, preparando questa meditazione, e soprattutto da un mese più o meno, che io sto avendo dei conflitti, no? Perché Dio sta parlando al mio cuore alcune cose. E ho iniziato a vedere che un vero servo, un vero amico di Dio, anche lui è cascato. Anche lui. È quello che vi ho detto prima. Ma come mai? Un uomo che era il secondo cuore di Dio ha peccato così, ha cascato così. E in questi ultimi giorni stavo meditando e cercando di capire il perché.
Forse abbiamo trattato nella scorsa volta che lui era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, ha preso delle decisioni sbagliate, però quello che ho percepito è che il peccato di Davide nasce proprio in una tentazione. Lui aveva il suo tempo là morto, nel senso che stava facendo una cosa che non doveva fare, però ha avuto una tentazione. Quando guarda Batsheba, lui ha avuto proprio quella tentazione, no? E quindi ho percepito che Davide non ha saputo gestire proprio questa tentazione. E come vi dicevo, in questi ultimi giorni ho pensato tantissimo a questa storia. Io ho iniziato a fare un'autoanalisi, okay, della mia vita e di tante altre vite che ho visto nel mio breve periodo dentro la Chiesa. Io ho percepito che le cadute colossali molte volte ci impediscono di avanzare, di conoscere Cristo, di sviluppare una vita quotidiana con Lui. Ho percepito anche che forse è questo uno dei motivi per cui il popolo di Israele ha camminato 40 anni, è rimasto 40 anni nel deserto, no? Perché hanno avuto sempre lo stesso peccato, il peccato dell'incredulità. Non credevano che Dio potesse portare avanti tutto quello che aveva iniziato. Se noi leggiamo Filippesi 1,6, dice che quello che ha iniziato la buona opera in noi cercherà di portare fino al giorno di Cristo. Quindi il popolo di Israele non credeva che tutte quelle parole che Dio aveva liberato sulla loro vita poteva portare fino alla fine, fino al giorno del compimento. E questi peccati hanno fatto il popolo di Israele camminare durante 40 anni senza mai entrare nella terra promessa. Perciò ho percepito che durante questo periodo noi abbiamo una cosa che Davide in quel momento non aveva, cioè lo Spirito Santo. Davide era sotto la legge, lui era sì l'uomo secondo il cuore di Dio, ma lui era sotto la legge. Oggi noi siamo sotto la grazia, quindi viviamo un tempo di grazia. E perché vi dico grazia? Vi dico che oggi tratteremo un po' rispetto a questa cosa, no? Non vorrei soffermarmi tanto così perché sicuramente parleremo più di 2 ore qua rispetto alla grazia, ma dei punti in cui noi possiamo quindi trattare qua per non cadere in questi peccati colossali. Perché non so voi ragazzi, ma quando io inizio a pensare in tutto quello che ho imparato dentro la Chiesa, tutto quanto, sembra che da un giorno all'altro noi saremo tentati e cascheremo, no? Se noi vediamo tutti i personaggi biblici, diciamo Sansone, Salomone, Davide, queste persone hanno sbagliato, hanno avuto degli errori colossali nella vita loro. E quindi, perché noi non possiamo quindi prenderli come esempio e cercare di non cadere, cercare di non cascare, di evitarli? Perché secondo me, se noi li evitiamo anche delle conseguenze, giusto? È una cosa logica. Perché se noi abbiamo la conseguenza, può darsi che questa cosa ci perseguiterà, no? Perché avremo sempre là in testa che è la conseguenza di quello che abbiamo fatto. Quindi se cerchiamo di evitarli, secondo me è una cosa migliore. E come vi ho detto, da un mese più o meno, un po' di più, sto cercando di studiare, sai, come possiamo evitare alcune cose nella nostra vita e come possiamo fortificarci ancora di più. Beh, la prima cosa, e quindi è il primo punto che vorrei trattarvi con voi questa sera, evitare i tempi morti nella nostra giornata. Beh, i tempi morti. Allora, i tempi morti, secondo me, sono molto pericolosi. C'è un detto che si dice che mente vuota l'officina del diavolo. Se noi stiamo a casa, parlo anche, soprattutto con i giovani, no? Andate a scuola, arrivate a casa, mangiate, forse i vostri genitori sono a lavoro, state a casa e cosa fate? Instagram forse, TikTok, come la Larissa ha detto prima, forse, non so,
andate a fare qualcos'altro. Però questi tempi morti nella nostra giornata, secondo me, debbano essere gestiti di una maniera più intelligente. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché non so se avete notato, ma le tentazioni arrivano nella nostra mente soprattutto nei tempi morti. A volte quando uno va a confessare un peccato dice proprio così al pastore: pastore, non volevo farlo, però è successo, sono arrivato a casa, mi è venuto proprio quella tentazione e non sono riuscito a resistere ed ho peccato. Quindi ragazzi, dobbiamo evitare i tempi morti nella nostra vita, però dobbiamo occupare la nostra mente, perciò dobbiamo occupare la nostra mente delle cose giuste. E non è occupare la nostra mente con quelle cose perché non vogliamo peccare, ma esattamente perché noi non possiamo peccare. È lo stesso ragionamento che facciamo così: vengo alla chiesa perché ho paura dell'inferno. No, dobbiamo venire in chiesa perché io ho voglia di conoscere Dio, perché io ho voglia di essere più vicino a Dio. Il ragionamento è diverso. Quindi se io sto cercando una maniera di occupare la mia mente solo perché non voglio peccare, vuol dire che il principio, la motivazione è sbagliata. No, io devo cercare un qualcosa che non mi faccia peccare, è molto diverso. Perché vi dico questa cosa? No, quello che mi fa peccare è restare tanto tempo nell'Instagram, quindi non lo uso più. Però tu vai a guardare una serie e su quella serie c'è magari una scena in cui quello là ti dà proprio quel desiderio di fare, di commettere un peccato, no? Noi qua in chiesa preghiamo tanto, predichiamo tanto per quanto riguarda la santità e tutto quanto, però se in quella serie TV stai guardando una cosa che ti sta proprio incitando a peccare, vuol dire che non stai riempiendo la tua mente, soprattutto occupando il tuo tempo della maniera più intelligente. Quindi occupare la nostra mente nei tempi morti della maniera più intelligente sicuramente cos'è? Cercare Dio, meditare nella sua parola, pregare, cercare in ogni tempo di stare in contatto con Dio. Queste cose, ragazzi, non sono cambiate, queste cose continuano. Può darsi che nella Chiesa moderna, nella Chiesa contemporanea hanno detto una cosa diversa, ma per arrivare a Dio la cosa che dobbiamo fare continua ad essere meditare nella sua parola, no? Giosuè, quello che leggiamo sempre qua, sii forte e coraggioso, il versetto prima dice sempre che dobbiamo meditare nella sua parola sempre. Quindi occupare i tempi morti non vuol dire, vi ribadisco, non vuol dire occupare il tempo solo perché non vogliamo peccare, ma vuol dire occupare il tempo perché dobbiamo cercare quella persona che non ci fa peccare. È diverso. Quindi ribadisco, non dobbiamo venire in chiesa perché abbiamo la paura dell'inferno, ma dobbiamo venire in chiesa perché vogliamo conoscere Dio, perché vogliamo più di Dio. Il secondo punto, pregare. Questa è una cosa che secondo me è molto importante. Allora, pregare. Paolo, quando scrisse ai Tessalonicesi nella sua prima lettera, 5:17, dice: non cessate mai di pregare. Non cessate mai di pregare. La preghiera, ragazzi, è una cosa che ci mette sempre in contatto diretto con Dio. Io penso che quando Gesù fu portato dallo Spirito Santo al deserto, lui non ha portato il telefono con sé, non ha mandato un WhatsApp, non ha scritto un messaggio ai discepoli dicendo così: ciao raga, badate bene, ma sto tranquillo, state tranquilli perché qua è tutto a posto. Oppure non hai scritto il messaggio dicendo così: ciao ragazzi, ascolta, se volete venire da me, non venire per quel cammino là, perché potete rischiare di finire come Giuseppe. Il cammino dei mercanti, la strada di quelle persone là che dovete evitare assolutamente. Gesù non ha portato il telefono, Gesù ha usato quel tempo per stare proprio in contatto con Dio. Io sono sicuro che lui pregava in ogni istante, no? L'altra cosa che mi fa proprio di riferimento è: se per caso avete una rapina a casa vostra, no? Che arrivate, è tutto
una cosa che un guai nella vostra vita, oppure una cosa che non ve l'aspettate, prendete il telefono e chi chiamate? I carabinieri, no? Quindi avete un contatto diretto con i carabinieri. Quindi chiamate la persona che risolverà il vostro problema. Perciò io penso che quando abbiamo una tentazione nella nostra vita, la prima cosa che dobbiamo fare cos'è? Pregare a Dio. Perché questo è anche quello che Gesù ci ha insegnato, no? Perché se ci pensiamo, io ho detto anche questo nel culto di preghiera, i discepoli non hanno chiesto a Gesù nient'altro di fare miracoli o di fare qualcosa. I discepoli, Luca 11:1, hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. Quindi vuol dire che la preghiera è una cosa molto importante, ragazzi. La preghiera è quella che ci mette in contatto, come vi ho detto prima, ma soprattutto che ci fa dell'estensione del regno di Dio. Quindi tutto quello che Gesù riceveva dal Padre era quello che lui trasmetteva in terra. Però se lui non era in contatto col Padre, ok, come avrebbe potuto magari fare tanti miracoli così? Quindi secondo me i discepoli hanno capito la situazione, hanno capito questa cosa. Prima devo parlare col Padre, dopo vado a fare i miracoli. Non è il contrario, non è che devo fare i miracoli e dopo pregare. C'è, diciamo, un qualcosa che viene prima. Perciò, ragazzi, la preghiera è molto importante. Quando siamo tentati, la prima cosa che dobbiamo fare cos'è? Pregare. Signore, sto vivendo questa situazione qua, non voglio peccare, quindi allontana da me questa tentazione. Quindi la preghiera, ragazzi, è una cosa molto importante. La terza, che secondo me è poco detta qua nella Chiesa in generale, no? Il digiuno. Quando Gesù è andato al deserto, lui ha digiunato. Non è detto che è andato là a digiunare, ma ha usato il tempo per digiunare. Quindi direi che il fratello gemello della preghiera è il digiuno, perché lo scopo del digiuno cos'è? Mortificare la carne. È come se Gesù stesse preparando la sua carne veramente per affrontare il diavolo, no? È come se lui sapesse già, quindi attraverso la preghiera, Dio l'ha detto: guarda che dopo avrai una grandissima tentazione e quindi devi prepararti. Lui ha digiunato. E subito dopo, se noi leggiamo Matteo 6, quando Gesù sta insegnando come pregare, il versetto 16 dice così: quando digiunate. Vuol dire che non ha detto se digiunate, ha detto quando. Questo ci fa capire che non è una cosa scontata, no, che dobbiamo digiunare. Che non è detto che se digiuniamo, no, quando digiuniamo. E questa è una cosa che mi fa pensare, perché se qualcuno accenna qualcosa senza voler che noi facciamo quella determinata cosa, non dice niente, no? Ad esempio a casa mia, se mia moglie mi dice così: guarda che quando tu arrivi a casa prendi l'aspirapolvere e vai a fare la pulizia in camera nostra, piuttosto di fare nel bagno. Quindi io capisco subito che lei aspetta che io arrivi a casa e che io passi l'aspirapolvere in casa, altrimenti lei non me l'avrebbe detto niente, giusto? Quindi se Gesù stava dicendo quando digiunate, vuol dire che non è se digiunate, ma quando digiunate. Se stiamo mortificando la carne, anche noi stiamo diventando più forti e stiamo diventando anche più forti alle tentazioni. E per ultimo, ma non meno importante, fruttare dalla grazia. E questa cosa qua è quello che mi ha dato proprio conflitto, ragazzi, ed è per quello che ho lasciato sto argomento per ultimo. Allora, se noi qua chiediamo qual è la definizione di grazia, sicuramente sarà quella risposta di Efesini 2:8, no? Dono di Dio, favore immeritevole. Però secondo me non è proprio questa definizione, perché quando noi vediamo tutto il Nuovo Testamento, la grazia è un qualcosa in più. Non è solo il perdono dei peccati, perché il perdono dei peccati anche la legge faceva, no? Davide viveva quella cosa là. Andavano a consegnare l'agnello senza macchie, perdonavano i peccati,
Perciò la legge faceva quello. Quindi se la grazia è venuta solo per perdonare i peccati, io non credo che sia stata necessaria. La grazia è venuta anche per far cosa? Sono andato proprio in conflitto quando ho letto la seconda lettera di Corinzi, quando Paolo scrive nel capitolo 12, quando parla di un uomo che è andato nel terzo cielo, okay, che ha avuto un'esperienza grandissima con Dio, però parla di una spina nella carne. Non vorrei dire cos'è la spina perché tanti linee teologiche parlano di una spina diversa, ma comunque vorrei trattare dalla risposta di Dio a lui in quel momento. Cosa ha detto? La mia grazia ti basta. Cioè non ti tolgo la spina, ma la mia grazia ti basta. Cioè una forza che ti viene in aiuto affinché tu possa sopportare la tua tentazione. Non ha detto proprio tentazione perché il capitolo sta parlando di un'altra situazione, però se noi leggiamo e vediamo come, ad esempio, se prendiamo come esempio la nostra vita, no? Guarda, io non ti tolgo questa situazione, non è che non ti impedisco di vivere proprio questa situazione. Tu perderai il tuo padre, tu perderai i tuoi genitori, tu avrai dei problemi, ma la mia grazia ti basta. Ti farà sopportare le situazioni difficili. Quindi la grazia, ragazzi, secondo me, è questa forza che ci viene in aiuto. È questa forza che ci fa diventare forti. La grazia di Dio. Purtroppo oggi la grazia è trattata come se fosse una stampella, no? Per i nostri errori. È come se la grazia fosse un qualcosa che noi possiamo peccare, ma noi abbiamo la grazia. Quindi chiediamo perdono a Dio e ci basta. Però non è così. Questa settimana sono entrato sull'Instagram e stavo vedendo una signora in Brasile che lei ha proprio vissuto la morte, no? E Dio l'ha curata. Dio ha proprio fatto un miracolo nella sua vita. Ma dopo di aver avuto una situazione difficile con la Chiesa, ha avuto una brutta esperienza, lei praticamente è ritornata da dove è venuta. E sull'Instagram lei ha aperto quella cassa di domande, no? E uno ha fatto una domanda così, ma scusa, cosa dici di queste persone che magari ti criticano tanto così, per il fatto che tu stia vivendo dalla stessa maniera come stavi vivendo prima? E lei ha risposto così: la grazia di Dio mi basta, sono già stata perdonata. Sono già stata perdonata, quindi tutto quello che faccio adesso non importa perché Dio mi ha già salvato. Quindi, se per caso torniamo indietro in quello che Gesù ha detto a quella signora che è stata presa in adulterio, cosa Gesù ha detto? Io ti perdono, ma però va e non pecchi più. Quindi vuol dire che posso peccare prima, cioè riconosco Gesù come il mio Signore e Salvatore, però adesso posso continuare a peccare perché la grazia mi basta? Non credo che possa essere proprio così, ragazzi. Perciò, quando Dio dice proprio a Paolo la mia grazia ti basta, è proprio quando viene quella forza, no? E meditando su questa cosa, io stavo pensando in una situazione, no? Se pensiamo a una situazione difficile, ad una tentazione, la grazia di Dio viene in appoggio e ci fa più forti. Un'altra situazione in cui stavo pensando è, ogni tanto, immaginate pure i lottatori, no, di MMA, quando loro sono davanti, magari, uno dell'altro nel giorno del peso. A volte io penso che la tentazione viene proprio così davanti a noi, che uno si mette davanti a te, che inizia proprio a intimidirti e che inizia proprio a dire delle cose che tu non vuoi sentire e che se tu non hai la grazia di Dio tu inizi a metterti indietro. Però se tu hai la grazia di Dio, e vi posso assicurare che è questo che io sto sentendo in questi ultimi giorni, per quello che Dio mi sta spingendo a dirvi questa cosa, è come se la grazia di Dio venisse nella nostra vita e ci facesse ancora più forte. E tu, nel momento in cui la tentazione viene, tu ti metti faccia a faccia con la tentazione e dici così: io sono giustificato, tu non mi vinci, perché io sono più forte, perché la grazia mi basta, è la grazia che mi fa più forte, io non casco più in questa cosa.
non casco più, non voglio più andare in circoli, non voglio più camminare intorno al mio peccato, non voglio più, io voglio crescere, io voglio avanzare, io voglio vincere, perché la parola di Dio mi dice che io sono più che vincitore in Cristo Gesù. La parola di Dio mi dice che io sono più che vincitore. Io sono più forte con la grazia, ragazzi. Noi siamo più forti con la grazia. Ma dobbiamo capire bene cosa vuol dire la grazia. La grazia non è soltanto un appoggio per perdonare i nostri peccati. La grazia ci dà forza per sopportare la tentazione. E perché vi dico questa cosa? Quando Paolo scrive ai Corinzi, nel capitolo 10, versetto 12-13, se potete metterlo qua, leggiamo insieme. Molte volte usiamo di scusa questo versetto qua, però non abbiamo capito ancora. 10, 12, versetto 12-13. Grazie. Poiché noi non abbiamo il coraggio di entrare, prima Corinzi. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Davide pensava di stare in piedi. Lui non ha vegliato. Matteo 26,41, cosa dice Gesù? Pregate e vegliate per non cadere in tentazione. Cioè, ma se Gesù stava parlando tanto di tentazione, cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che la tentazione è la porta per cui passiamo per peccare. E la grazia non è venuta per abbassare l'asticella, è venuta per alzare, perché se la legge diceva che se io mi univo a una donna, commettevo adulterio. Ma Gesù è venuto e ha detto così: se tu pensi nella tua mente che stai adulterando, questo è peccato. È venuto per alzare l'asticella. La grazia non è venuta per abbassare. E noi pensiamo che tutte le nostre tentazioni sono sovrannaturali, ma non è così. Sai perché? Prima Pietro 5,8 dice che il diavolo viene attorno a noi come un leone per distruggerci, però non ha il potere per toccarci, perché se no avrebbe già toccato a Giobbe prima che Dio l'avesse già permesso, no? Dio ha permesso che il diavolo toccasse in Giobbe, quindi il diavolo non ha la permissione per toccare in noi, solo se noi la diamo. Vi ricordate di quello che abbiamo studiato quando sono stato qua, vero? Che noi abbiamo peccato, quindi diamo quel permesso al diavolo. Perciò, quando dice così che il diavolo viene cercando sempre di divorarci, vuol dire che è una permissione che abbiamo data a noi. Perché? Giacomo, primo capitolo, versetto 14, cosa dice? Leggiamo insieme. Giacomo 1,14. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, cioè la tentazione è dentro nel nostro cuore, ragazzi. Il diavolo non viene qua a distruggerci, l'unica cosa che fa è ci mettere il menù davanti a noi così, e tentarci secondo il desiderio che ha dentro il nostro cuore. Il diavolo non ha il potere di farci, peccare. Lui non entra nella nostra vita. L'unica cosa che fa è mettere il menù davanti a noi così. Cosa vuoi oggi? Pornografia? Cosa vuoi? Bugia? Oppure quando sei in mezzo a un gruppetto di amici che quando iniziano a parlare male di un'altra persona, tu inizi a parlare male anche così perché, ti viene proprio quella voglia di parlare male. Quindi se noi abbiamo questo desiderio dentro il nostro cuore, vuol dire che dobbiamo mortificare la nostra carne. Ed è proprio questo che Paolo stava parlando ai Romani, capitolo 8, versetto 5. Se pensiamo alla cosa della carne, secondo la carne, tendiamo alla carne. Ma se noi diamo da mangiare il nostro spirito, vincerà il nostro spirito.
Perché quando Gesù ha parlato con Nicodemo nel capitolo 13 di Giovanni, ha detto che Nicodemo doveva nascere un'altra volta. Seconda Corinzi 5,17 dice che noi abbiamo un nuovo spirito dentro di noi, perché siamo nati un'altra volta. Stiamo parlando tanto di battesimi, no? Che siamo nati un'altra volta. Però forse vi dico una cosa che vi scandalizzerà. La nostra carne continua nel peccato. Siamo nati un'altra volta, ma nello spirito. La carne continua a lottare contro il nostro spirito. Quindi la guerra dobbiamo vincerla, ma la vinciamo soltanto se noi siamo più forti. E noi saremo più forti solo se abbiamo la grazia. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Siamo una nuova creatura. Sì, però la carne continua ad essere, nel peccato. Dobbiamo, ragazzi, dare da mangiare il nostro spirito, per non diventare dopo come Romani capitolo 7, no? Il male che io non voglio è quello che faccio e il bene che voglio fare è quello che non faccio. No, è il contrario. Se noi abbiamo la grazia, stiamo in piedi e non caschiamo. Torniamo quindi a 1 Corinzi 10, versetto 13. E perché vi dico che è possibile restare in piedi? Perché la soluzione viene nel versetto successivo, nel versetto 13, che dice proprio così. 1 Corinzi 10, versetto 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Quindi, finita quella scusa, ragazzi, che la tentazione è sovrannaturale. La tentazione è umana. Non è la tentazione che è sovrannaturale, ma cos'è sovrannaturale qua? Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quindi il sopporto viene da Dio. Quando c'è qualcosa che ci sta tentando tantissimo, è Dio che ci dà la soluzione. È la soluzione che è sovrannaturale e non la tentazione. Perché se noi siamo carni, no? E abbiamo una tentazione che è sovrannaturale nella nostra vita, perdiamo sempre. Giusto? Questa è la logica. Però se noi abbiamo al nostro fianco, se abbiamo dentro noi lo Spirito Santo che in ogni momento ci fortifica, che ci dà la forza per sopportare, come vi ho detto prima, come nel giorno del peso, la tentazione, noi saremo ancora più forti, ragazzi. Saremo ancora più forti perché la soluzione sarà sovrannaturale. E vi ribadisco, non penso che sia, dato per scontato che Gesù stava parlando tantissimo delle tentazioni. Non penso proprio. Romani 6,14 dice che non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. È questa la legge. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Se il peccato, che qua sicuramente parla della carne, no? Del peccato che è entrato nel mondo attraverso Adamo, il peccato perché la nostra carne è peccato, dice che non avrà più potere su di noi. Quindi se non ha più potere su di noi, basta le scuse, bastano, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Guarda qua la grazia com'è diversa di quello che abbiamo magari imparato tantissimo. No, la grazia di Dio mi perdona. No, la grazia no mi fa stare sotto il potere del peccato. Quindi vuol dire che noi stiamo anticipando, no? Piuttosto di cadere, cascare e dopo cosa? Pregare. E quindi voglio proprio concludere qua. Nel libro di Ebrei, capitolo 4, versetto 14, leggeremo fino al 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, quindi sta parlando, se noi leggiamo Ebrei capitolo 7 parla di Melchisedecche, no?
parla del sommo sacerdote, che Gesù quindi adesso prende il suo posto perché ha versato il suo sangue, adesso noi abbiamo il sommo sacerdote che è Gesù Cristo, che noi possiamo pregare perché Lui si fa il mediatore tra noi e Dio. Adesso Gesù ha preso il suo posto, il Figlio di Dio. Stiamo fermi nella fede che professiamo, cioè nella fede, punto. Versetto 15, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare. Cos'è, ragazzi, avere simpatia per qualcosa? Soprattutto Gesù. Quando Gesù ha avuto simpatia, vuol dire che siccome Lui è stato carne come noi, è stato tentato nel deserto come noi, vuol dire che Lui si simpatizza di noi. Vuol dire che Lui sa esattamente come essere tentato. Lui sa come arrivare a casa e guardare il telefono e vedere esattamente dentro il nostro cuore che chiede un qualcosa che noi sappiamo che è peccato, ma a volte sembra che è più forte di noi. Lui sa esattamente come parlare male degli altrui, perché Lui ha vissuto nella carne la tentazione. Lui non ha peccato, Lui è stato perfetto, Lui era Dio, ma non ha questo, praticamente non è detto che Lui non ha praticamente vissuto le tentazioni nella sua vita, pur essendo Dio, perché Lui era carne. Lui si è simpatizzato con noi nelle nostre debolezze. Interessante questo, no? Nelle nostre debolezze, che conferma il versetto di Giacomo 1,14, che le nostre debolezze che abbiamo dentro noi, che non è il diavolo che entra e che fa, sai, che ci mette nel guai, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E il 16 dice cosa? Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Quindi, se Paolo stava parlando di tentazioni, qual è il momento opportuno? Prima o dopo la caduta? Io penso che sia prima, vero? Quindi fortificaci affinché noi non... Quindi il tempo opportuno di andare verso il trono della grazia vuol dire che è prima e non dopo. Logicamente, se pecchiamo, abbiamo un avvocato nel cielo che si chiama Cristo Gesù, che perdonerà il nostro peccato. Giusto? Prima Giovanni parla così. Però Paolo sta dicendo qua, il momento opportuno cos'è? Prima, ragazzi, non dopo. Non è detto che abbiamo la grazia e diciamo così, va bene, ho peccato adesso, Dio, tu conosci il mio peccato. Sì, va bene, però il tempo opportuno che dice qua è prima, è nella tentazione. Ribadisco, se Gesù, che era il Verbo, che si è fatto carne, ha parlato di tentazioni, ha parlato di digiuno, ha parlato di preghiera, ha parlato di queste cose, le discipline bibliche, ragazzi, non sono cambiate, continuano le stesse. Forse noi che abbiamo cambiato qualcosa, ma le discipline bibliche continuano le stesse. Dobbiamo continuare a meditare nella parola, pregare, digiunare, esattamente per evitare di essere tentati. Quando Gesù insegna là nella preghiera cosa dice? Non ci esporre alla tentazione. Quindi il momento opportuno è cosa? Pregare. Se noi abbiamo difficoltà di pregare, chi dirà di pregare per le tentazioni? Io non avevo capito questa cosa. È per quello che vi sto parlando, perché questo sta cambiando la mia vita, ragazzi. Sta cambiando la mia vita. Ribadisco, se noi continuiamo a camminare in circoli così, vuol dire che noi non abbiamo imparato niente. Rimaneremo sempre nello stesso posto. Non faremo mai un salto di qualità. Caspita, adesso... Perché io penso che nella nostra vita è proprio così, no? Perché quando noi abbiamo... non so chi è proprietario qua o chi è, non so, padrone di se stesso che lavora, ha un'azienda in cui ha i dipendenti. Ma tu, quando hai i dipendenti nella tua azienda, tu vuoi avere praticamente fiducia in quella persona. In mano a mano che tu prendi fiducia in quella persona, tu consegni qualcosa di più, no? Beh, adesso ho visto che questo qua io posso fidarmi ancora di più e quindi tu dai un passo avanti con lui. Adesso posso fidarmi ancora di più, tu dai un passo avanti con lui. Ma se lui continua a restare lì, no? Che lui
è sempre nello stesso posto, che non avanza mai, che non fa mai un salto di qualità, cosa fai? Tu non parli di determinati argomenti con lui. E io penso che nella nostra vita cristiana è anche così, ragazzi. Dio vuole veramente consegnarci delle cose belle, delle missioni belle, la sua parola, fare la differenza, essere rilevanti nel posto in cui siamo. Ma se noi non capiamo che dobbiamo fare un salto di qualità, crescere, che dobbiamo avere più fiducia in Lui, che dobbiamo avere più confidenza in Lui, Lui non ci consegnerà, sai, qualcosa in più nella nostra vita, ragazzi. È questo che dobbiamo capire. E quindi se dice accostiamoci al trono della grazia, vuol dire che c'è un trono che è pieno di grazia, affinché noi possiamo fruttare, affinché noi possiamo nel momento opportuno sopportare tutto quello che ci impedisce di fare un salto di qualità nella nostra vita. Che adesso non abbiamo più scuse per peccare. E non sto qua dicendo e neanche volendo predicare un Vangelo perfetto di persone perfette che non commettono dei peccati. No, non è questa la mia intenzione. La mia intenzione qua, oggi, è veramente dirvi che è possibile evitare dei peccati nella nostra vita e che noi siamo giustificati. La giustificazione è questa. Se noi siamo in Cristo Gesù, siamo giustificati, non è per la nostra forza, come vi ho detto prima, è per la grazia. Ma adesso mi chiedete, ma ok, hai parlato della grazia e tutto quanto, ma come faccio quindi per accedere a questa grazia? Leggiamo insieme i Romani, capitolo 5, versetto 2. Cosa dice la parola? Mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Quindi noi accediamo alla grazia a partire dalla fede. La stessa fede che dobbiamo avere in Cristo Gesù affinché possiamo avere la salvezza nella nostra vita, giusto? Efesini 2,8, quello che abbiamo parlato prima. Quindi per accedere alla grazia dobbiamo avere fede. Ok, e tu mi dici così, va bene, però io non ho fede. Come faccio per avere fede? Questo è un problema, ma non dei grossi, non è un problema grosso. Il libro di Prima Corinzi, capitolo 12, parla dei doni e parla che la fede è anche un dono. Però Romani 10,17 dice che la nostra fede viene per l'ascolto. Così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di... Quindi torniamo al primo punto. No, non voglio peccare, ma vado a guardare una serie TV. Questo sta aumentando la mia fede? No. Ma tu quindi stai dicendo che è peccato? No. Però ragazzi dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo dalla nostra vita. Se vogliamo crescere, se vogliamo fare un salto di qualità o se vogliamo restare mediocri. Questo è la parola chiara. Mediocri. Dio non vuole persone mediocri. Dio vuole persone che fanno veramente la differenza. Persone che sono intraprendenti, ma che sono soprattutto dipendenti dalla sua parola, che ascoltano la sua parola, che aumentano la fede. E vi posso assicurare, ragazzi, sono praticamente da 3-4 mesi, che ho intensificato, no? Lo studio, l'ascolto della parola, e vi posso assicurare che la mia fede è cambiata da così a così. Perché la sto ascoltando. Quindi, tornando a quel punto che vi ho detto prima, se siamo in mezzo a delle persone che parlano male della gente, noi stiamo ascoltando quello. Quindi, se entra qua, quindi la nostra fede in quelle cose che stanno dicendo aumenta anche. Quindi vuol dire che noi stiamo nel posto sbagliato. Quindi dobbiamo anche stare attenti a quello che ascoltiamo, sia nel lavoro, sia nell'università, perché la nostra fede viene per l'ascolto. Quindi, logicamente qua sta parlando della parola di Cristo, affinché la nostra fede cresca.
Quindi guardate bene questa cosa, state attenti. Se io voglio avere l'accesso alla grazia di Dio, al trono della grazia, devo avere fede. Se io non sto avendo questa fede, devo iniziare a cercare di ascoltare più la parola. Devo fare la mia parte. E se la grazia non sta praticamente lavorando sulla mia vita, non vuol dire che la grazia di Dio è unilaterale, no. Perché vuol dire che se noi abbiamo l'accesso alla grazia di Dio attraverso la fede, vuol dire che è mano e contromano. Dio versa su di noi la sua grazia, ma noi dobbiamo andare a cercare. Accostiamoci e fede. Quindi vuol dire che ha una mano e contromano. Quindi per concludere, volevo invitarvi a stare in piedi, che in realtà è solo una scusa, no? Perché in realtà non sta finendo. No, sto scherzando. Il gruppo di lode può venire qua in avanti. Mentre loro suonano questa canzone, potete mettere per me qua Ebrei 9, 10, che così leggiamo insieme e concludiamo. Dice proprio così, il versetto 9, partiamo dal 9. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Se Davide era sotto la legge, non avrebbe mai potuto essere perfetto. Anche noi, ragazzi, non siamo perfetti, ma c'è stato uno che è stato perfetto. Lui è stato perfetto. Versetto 10. Perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali, imposte fino al tempo di una loro riforma. Gesù è venuto per portarci una riforma. La legge era già obsoleta. Gesù è venuto per portarci ad un altro livello. Voleva che noi facessimo un salto di qualità, alzare l'asticella, ed è quello che io sto provando in questi giorni. Veramente, ragazzi, mia moglie a casa mi fa così: ma tu vuoi parlare solo di Bibbia qua a casa? Parliamo di un'altra cosa. È quello che voglio parlare, è quello che sto sentendo nel mio cuore. Sto provando una cosa veramente speciale, ragazzi, attraverso la grazia di Dio. Isaia 53, quindi non è perché noi siamo perfetti, ma è perché Lui è stato perfetto. Noi abbiamo pace perché noi siamo stati curati da Lui. Isaia 53, giustificati in Gesù. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E attraverso di Lui. Giustificazione attraverso di Gesù. Non perché siamo forti, no, perché la nostra carne è debole. Gesù, quando era nel giardino Getsemani, cosa ha detto? La carne è debole, ma non debole per peccare, ma per pregare. Perciò io penso che stasera, se tu hai capito quello che lo Spirito Santo voleva parlare con te, io penso che è l'opportunità di chiudere i vostri occhi e di dire proprio così: Signore, non ho più voglia di camminare intorno a me stesso, non ho più voglia di cascare sulla stessa cosa, non ho più voglia di commettere lo stesso peccato, di fare le stesse cose. Io voglio avanzare, io voglio crescere con te, voglio avere un qualcosa diverso nella mia vita. Se tu insieme a me stasera, come Dio sta parlando nel mio cuore in questi ultimi giorni, ti sta portando ad avere proprio una conoscenza in questo momento in cui la grazia di Dio sta nel tuo cuore, chiudi i vostri occhi
mentre il gruppo di Lodi suona questa canzone, inizia a pregare e chiedi veramente a Dio che vuoi fare questo salto di qualità. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza.
Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui. Grazie Signore per questo momento, Signore. Vogliamo, Signore, ringraziarti perché al nostro cuore, Signore, hai parlato stasera. Che tutti, Signore, escano da qua quel desiderio, Signore, di crescere ancora di più nella tua parola, Signore. Che, Signore, possa versare su di noi, Signore, il tuo Spirito. Questo Spirito, Signore, che logicamente è dentro di noi, che ci fa più forti, che ci fa sopportare, Signore, sopportare le tentazioni nella nostra vita, Signore. Signore, noi clamiamo per la tua grazia, Signore. Una grazia che ci fa più forte. Una grazia, Signore, che ci fa sopportare, Signore, le tentazioni che sono messe ogni giorno nella nostra vita, Signore. Noi sappiamo, Padre, che negli ultimi giorni non sarebbe facile, Signore, ma siamo qui per chiederti, Signore, il tuo aiuto. Riconosciamo, Signore, che siamo umani, ma che possiamo vincere, Signore, le tentazioni attraverso la tua grazia. Ci fa, Signore, sopportare, perché vogliamo, Signore, alzare il livello. Vogliamo, Signore, fare un salto di qualità. Nel nome di Gesù. Ti preghiamo, Signore. Amen. Amen. Questo momento è stato messo da parte adesso per portare le nostre decime offerte. Canteremo una canzone come ai tempi di Elia, che noi possiamo offrire col nostro cuore, offrire anche il poco che abbiamo. Se il Signore ti ha messo in cuore di donare anche 1 o 2 euro, come abbiamo visto nella Bibbia, tante volte abbiamo poco di materiale, tante volte abbiamo che ci sembrano poche risorse, ma che davanti al Signore, davanti al nostro Dio, può tornarsi tanto. Tante volte Dio ha preso il poco, tante volte Dio ha preso quello che sembrava inutile e ha moltiplicato. Amen? Non sono l'unica che leggo la Bibbia. E che noi possiamo fare questo momento di decima offerta ringraziando anche il Signore per tutto quello che Lui ci ha dato, ci ha fatto e ci ha donato. Amen? Cantiamo. servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo. E come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta,
Signore, Gesù è il nostro 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 Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lui innalza, insieme giovedì, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lui innalza, insieme giovedì, sul monte Sion Gesù ritornerà. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per le 1000 rivelazioni, Padre, tutto quello che tu ci hai detto, Padre, questa sera, e che noi possiamo essere vigili, se siamo in piedi, Padre, a non cadere, Padre, che noi possiamo essere vigili, aspettare soltanto che soltanto l'agire, Padre, del nemico, Padre, così che noi possiamo in quel momento noi essere pronti, Padre, e dire no, noi siamo stati redenti, no. Perché no? Perché noi siamo stati salvati, perché c'è qualcuno che ci ha ripuliti dallo sporco da cui ci hai preso, Padre. C'è qualcuno che, e sei tu, c'è qualcuno che ci ha salvati, c'è qualcuno che ci ha tolto da ogni impurità, Padre, che noi possiamo vivere stando saldi nella fede, Padre, che noi possiamo vivere stando forti e aspettando soltanto il momento in cui tu verrai, Padre, e noi potremo vedere il tuo volto, Padre, e che noi potremo riunirci a te nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Allora, ci sono alcuni avvisi che devo darvi, sarò molto breve. Scusate. Allora, inizialmente c'è il battesimo il 1 settembre, il secondo battesimo di quest'anno, gloria a Dio per questo. Ore 12:30, domenica, Covolo di Piederobba, è un momento speciale da condividere con i propri fratelli, con quelli che si battezzeranno, e sarà un momento speciale. Comunque vi invito a venire numerosi con la nostra comunità. Prossimo. Ok, come sapete c'è ogni ultimo giovedì del mese, se non vado errato, il nostro incontro di preghiera, dove preghiamo per i problemi del mondo, sì, i vari problemi che stanno succedendo ultimamente nel mondo. Sarà, se non sbaglio, settimana prossima o quella prossima. Quella prossima? Ok, sì. Questa? Sì, prossima. Prossimo giovedì. Il prossimo giovedì che c'è. Ok, perfetto. Prossimo? Ah sì, il Rallegrati, giustamente, è un evento molto importante un evento molto importante dove canteremo, dove loderemo il Signore come comunità, non solo come comunità di Chiesa Battista Agape, ma con varie chiese. Soprattutto è un momento importante dove possiamo conoscere nuovi fratelli e poter avere una più grande comunione con i nostri fratelli. È tutto? Ok, perfetto. Vi chiedo in questo momento di chiudere i vostri occhi e preghiamo per concludere il nostro culto. Signore, ti ringrazio per questo momento, Padre, grazie per la possibilità di essere qui, Signore, in questa comunità, Padre. Ti ringrazio per la possibilità di lodarti, Signore, di sentire la tua parola, Padre. Ti chiedo che tu possa accompagnarci nelle nostre case, Signore, che tu possa continuare a prenderti cura di noi, Signore, come hai sempre fatto, Padre. E ti sono grato per questi momenti, Signore, dove possiamo essere insieme come una famiglia, come dei fratelli, Padre. E tutto questo, Signore, per tutto questo, Signore, ti sono grato, Padre. Nel nome di Gesù, amen.
Buon sabato a tutti.